Non è un addio ma solo un arrivederci al 2022, quello della comunità di Arcada, il suo rito più popolare e partecipato, il principale della Marca, una decisione che potrebbe coinvolgere a ruota tutti gli altri. Parla da solo il pennone spoglio issato in piazza, attorno al quale la tradizione brucia la pira di rami e arbusti, un amuleto collettivo che non potrà valere per il 2021. Quest'anno ho il record di essere il primo sindaco che non inaugura il Panevin di Arcade. Purtroppo siamo messi attorno a un tavolo con gli amici alpini, abbiamo valutato tutte le possibili soluzioni e alla fine il buon senso, che è quello che porta sempre a prendere le decisioni importanti, ci ha suggerito di evitare questa manifestazione. Impossibile garantire il flusso ordinato di migliaia di persone, l'assembramento nel Panevin fa parte del rito, come sanno bene gli alpini. La gente è tantissima che arriva qui a Arcade, quindi sarebbe stato impossibile controllare tutti quanti. Una questione di ordine pubblico, ma soprattutto di rispetto. Nel rispetto delle regole che purtroppo in questo periodo prendono tutte le associazioni, tutte le manifestazioni, per il rispetto anche di chi non c'è più, soprattutto che questa epidemia ci ha portato via. Restano le manifestazioni collaterali come il concorso letterario Parole attorno al fuoco e le cerimonie religiose, in tutti la consapevolezza che tornare alla tradizione vorrà dire tornare alla normalità. Peccato mortale purtroppo con quel che è successo e bisogna accettare quel che viene. Ah, non avevo letto! Vabbè dai, un sacrificio così vale la pena per la salute, per la salute. E stanno, non manco a vederlo, sarà per l'anno prossimo.